Buongiorno, vorrei intervistarla. No, mi scusi, sto entrando in banca, poi il pranzo. Mi scusi, 2 parole per un'intervista? Mi spiace, sto uscendo dal negozio. Corro a preparare il pranzo. Ma è possibile? Stress per la pausa pranzo? Take it easy, bastano 15 euro. Il tuo business lunch è al Sunset. Un primo di mare, una bistecca con contorno e dessert per i più golosi da 15 euro con caffè e acqua inclusi. Nel piazzale San Gimigliano a Tortolì il tuo business lunch si chiama Sunset. Sunset Cocktail Bar and Restaurant. 15 euro per staccare davvero nella tua pausa pranzo. Piazza San Gimigliano Tortolì. Infoline 331 59 54 675. Seguici sui social. Sunset Lounge Bar. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uffa, i capelli! Oddio, i miei capelli! Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Scopri il trattamento Premier per un capello rimpolpato e ricostruito senza sfibrature. Tuo a 25 euro al mese. Per la cura quotidiana, Amy ti presenta tutta la linea Kerastase pre-esposizione con olio e crema. Dopo sole con shampoo e maschera. La sera genera lucentezza con l'olio Elixir Ultim. Il tutto scontato del 10%. Amy Beauty Hair. Everybody is perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Farmacia Masia, Lozzorai, da noi. Informarti viene prima. Elettrocardiogramma, integratori alimentari e tutto per la cosmesi con le linee La Roche-Posay e Dermovitamina. Per il tuo comfort senza rinunciare allo stile, calzature gelato. Comode, confortevoli, riconosciute come dispositivi medici dal plantare anatomico ed ortopediche. E con la linea Solari Lovren, tutti al mare senza scottature a partire da 9,90 euro. Farmacia Masia, via Roma, Lozzorai. E con il distributore automatico attivo 24 ore al giorno, servizio e riservatezza sono garantiti. Infoline 0782 66 94 67. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Meri, bentornati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il nostro notiziario e le news dall'Ogliastra. Partiamo subito con Urzulei, ennesimo soccorso nel Supramonte da parte dei Vigili del Fuoco per un turista disperso nel Supramonte di Urzulei. Stavolta l'allarme è giunto all'1 della notte appena trascorsa per un escursionista tedesco in difficoltà nel canyon di Gorropu. Sul posto sono state inviate 2 squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Nuoro e del distaccamento di Tortolì, coadiuvate da specialisti con droni e unità cinofile. Alle prime luci dell'alba il disperso è stato localizzato e poi raggiunto su una cengia all'uscita del canyon. La squadra dei Vigili del Fuoco, dopo aver verificato il buono stato di salute del turista, lo ha ricondotto al punto di ritrovo dove a attenderlo c'era la moglie, era stata proprio lei a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del soccorso alpino e della Guardia di Finanza. Andiamo avanti, passiamo ora a Girasole, incivili nella via del mare. Buste di spazzatura con rifiuti di ogni tipo sono stati abbandonati lungo la strada che porta alla spiaggia di Girasole. Una discarica a cielo aperto che ha fatto infuriare il sindaco Lodovico Piras, che ha denunciato la situazione con tanto di foto. Ricordiamo che Girasole è presente anche un'isola ecologica, ha detto. Chiediamo cortesemente anche a coloro che affittano le seconde case di sensibilizzare gli affittuari affinché venga fatta la differenziata in modo corretto. Ai residenti invece chiediamo di rispettare l'ambiente in cui viviamo tutti i giorni. Intanto la ditta del comune ha già provveduto immediatamente a ripulire la discarica. Andiamo avanti con Barisardo. 60 bambini tra i 6 e i 14 anni hanno partecipato ieri a un evento dedicato al tema della sicurezza, alla gestione dell'emergenza e al primo soccorso. Con il supporto di 5 istruttori si sono cimentati in attività di laboratorio e prove pratiche con l'uso del defibrillatore e sulla disostruzione delle vie aeree. Un tema, quello dell'emergenza, che è stato trattato con semplicità, in modo divertente,
con l'intento di sensibilizzare i bambini verso il supporto dell'altro fin da piccoli, perché appunto tutti si può essere utile dare una mano sapendo come e quando intervenire. L'iniziativa, che si è svolta nella pineta di Barissardo, è stata realizzata in collaborazione con l'associazione Due Mani per la Vita, sostenuta dall'amministrazione comunale. Le cose belle che ci piacciono per i nostri bambini, che non smetteremo mai di sostenere, organizzare e promuovere, ha detto la vice sindaca Fabiana Casu. La cardioprotezione di una comunità significa anche questo: essere consapevoli fin da piccoli che intervenire per tempo e in modo corretto può salvare una vita. La mattina si è conclusa con una sana merenda a base di frutta. Queste buone pratiche per prevenire le emergenze passano anche per una sana alimentazione fin da bambini, ha aggiunto la vice sindaca Casu. Passiamo ora a Girasole, sagra dei culurgioni da record. A Girasole, organizzata dalla Proloco in collaborazione con il comune, si è conclusa con il pienone di turisti e non. Sono state servite oltre 1000 porzioni, la ricetta tipica del paese: patate, menta, formaggio locale e anche un po' di cipolla, serviti in bianco al sugo con la bottarga, ma utilizzando rigorosamente formaggio senza lattosio, appunto per accontentare tutti. Quest'anno sono stati 10.000 i culurgioni preparati dalle sapienti mani delle donne della Proloco, dalle più giovani alle più esperte. C'era anche la veterana zia Severina Pessiu di 83 anni che ha cucito i culurgioni, pensate, 10.000. Tantissimi turisti e visitatori non hanno voluto mancare all'appuntamento, che si è svolto nell'anfiteatro domenica sera, dove sono state imbandite le tavole, il tutto condito con musica e balli con il gruppo Amistade. Chiudiamo con un evento, nuovo appuntamento con la Notte Bianca, giovedì 22 agosto a Tortolì. È l'evento organizzato dalla Proloco Rocerosse in collaborazione con il comune. Si inizia alle 20, si conclude verso l'1 della notte. Corso Umberto e via Monsignor Virgilio si trasformano come ogni giovedì in un palcoscenico a cielo aperto per la Notte Bianca, in un'atmosfera festosa con gruppi folk, rock, varie band, balli, musica live e DJ set. Le vie si animano con negozi aperti fino a tarda sera, bancarelle di hobbisti artigiani e poi c'è anche il Luna Park. Con questa notizia chiudo il notiziario di oggi. Vi do appuntamento domani 9:30 circa con la nostra consueta rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.